4 vini per il vostro Ferragosto. Ciao Patavini. Partiamo dal Raboseo. Un rifermentato in bottiglia che vuole reinterpretare la tradizione di una volta di giocare a carte con un bel gotto di vino frizzante a base di uve raboso con piccole note di pompelmo e frutti rossi, fresco, ottimo per l'aperitivo estivo o antipasti di pesce. Per chi ama il bianco e le grigliate di pesce, Benavides, Garganega dei Colli Euganei, una tra le più rappresentative, un esempio di tipicità esaltato dalla fermentazione spontanea e ricerca artigianale, fresco, sapido, di grande persistenza, perfetto per piatti di pesce con una certa struttura o risotti. dal 2019 Anima del Pigozzo è un vino unico, prodotto solo in 2 annate, quando le condizioni climatiche hanno permesso la piena maturazione delle uve. Si tratta di un Merlot in purezza riserva, che spende 2 anni a riposo in botte grande. Vino caldo con un sorso ricco di grande personalità, perfetto per carni succulente. Dulcis in fundo, un passito. Cesso di Lapo, uno tra i più grandi esempi di passito dei nostri Colli Euganei. Ottenuto da uve moscato giallo, vinificazione attenta e controllata, ne deriva un vino dolce, vellutato, ricco, che conserva anche una bellissima acidità, perciò non stucchevole, abbinabile da solo o con pasticceria secca e formaggi. Salva il reel per non perderti queste idee. E facci sapere quale vino ti farà compagnia questo Ferragosto.